c'è sempre nel dizionario boerio, è un'espressione antica che rase ai quante augustu, un'espressione proprio veneziana, e loc av sarà la locuzione avverbiale, no? Allora, se andiamo a vedere sotto la A sul dizionario di Boelio descrive ai quante augustu, v quanto, vuol dire che bisogna andare a vedere cosa è scritto sotto quanto, e andando sotto quanto, cioè sulla Q, se poeser quanto, trattino, alle quante augustu, maniera che si ha per derivata e corrotta dall'avverbio latino aliquando, finalmente, dopo tanti anni rivieni alla fin fine. E qua dice veda aetante intanto, quindi un'altra espressione sinonima. Per fare esempio, per quanto che l'abbia domandato, non resta a caso che me dicesse niente. Vabbè, questo se diciamo quanto, quindi dobbiamo anche analizzare quanto. Per molto che io lo interrogassi non ci fu verso di cavargli una parola, neanche per quanto, veda neanche. Quanto usassi anche da noi talora per il pieno del discorso, come nei seguenti esempi, che no dà a tutti quanti, ne diedi a tutti quanti, cioè a quanti erano, o lavorà tutto quanto il giorno, lavorai tutto quanto il giorno, che anche si può dire tutto il nato di. Adesso bisogna che stare a tutto quanto il santo giorno a grattarmi il cesto, il sesto. Ora mi conviene stare tutto quanto il nato di acculattare le panche, che anticamente diceva si aggratta il culo, cioè in continuo ozio. Questo fa un po' ridere. Comunque abbiamo scoperto da un'espressione alle quante è a gusto, che vuol dire finalmente, e tutti i significati di quanto, che le cose che devo ancora dare anche Dio, però l'ho scritto intanto alle quante è a gusto e magari posso metterlo anche come link, cioè nella descrizione, quello che ho scritto lì. Vi darò appuntamento al prossimo video e donc se vi è piaciuto mettete mi piace e al prossimo video e iscrivetevi.